Certo, anche prima i soldati dicevano la patria, il risorgimento, l'unità d'Italia, Trento, Trieste. Sta di fatto che le truppe italiane che sono state attaccate e travolte a Caporetto vivevano da 2 anni in un paese straniero, abitato da stranieri, sloveni, i quali li detestavano e li consideravano giustamente degli invasori. E i nostri soldati tanto contenti non erano. Adesso invece si combatte in Italia e la propaganda nostra lo capisce subito, è su questo che bisogna battere. Ai soldati bisogna spiegarlo e non è difficile. Guardate che di là non se ne sono mica andati tutti, certo, 500.000 di profughi se ne sono andati dai territori oltre il Piave, ma tantissimi sono rimasti e la nostra propaganda ai soldati insiste a dire questo: pensate a quelli che sono rimasti dall'altra parte, pensate alle donne, le sentite gridare le donne?